Avete la Bibbia? La apriamo. Vogliamo leggere due passi insieme. Il primo passo lo troviamo scritto in Matteo, capitolo 7, dal verso 24 fino al verso 29. Matteo, capitolo 7, dal verso 24 fino al verso 29, poi leggeremo il capitolo 8, dal verso 23 fino al verso 27. Gloria al Signore. Matteo, capitolo 7, dal verso 24. Inizio la lettura. A Dio sia la lode, la gloria ed ogni magnificenza. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta e sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta e sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Andiamo al capitolo 8, sempre di Matteo, dal verso 23. Ed essendo egli entrato nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco farsi in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: perché avete paura, o gente di poca fede? Allora alzatosi sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: che uomo è mai questo, che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Alleluia. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi. Ho voluto così leggere questi due brani perché tutti e due questi brani ho trovato qualcosa che hanno qualcosa in comune. Nel primo brano che abbiamo letto, Gesù racconta di questa parabola di due uomini che costruiscono. E questi due uomini che costruiscono affrontano delle intemperie, una tempesta. E poi abbiamo letto di questa tempesta mentre navigano su questa barca. Come dire, nella vita del credente, anche del credente, di tutti gli uomini, perché siamo uomini, ma anche nella vita del credente, può avvenire una fiumana, una tempesta, può succedere, ma di quelle cose veramente forti, che possono anche distruggere la vita del credente, non distruzione della vita fisica anche, ma soprattutto di quello che si è come persona, no? Cose che abbattono. E allora la differenza la fa il Signore nella nostra vita. Quando può succedere anche questo, è importante essere sicuri che il Signore sia con noi. Amen. Intanto siamo chiamati a costruire.
E penso alla mia vita, io posso dire, prima di me mia mamma ha costruito, per me, mi ha preparato, ha costruito qualcosa per me, nella fede, perché lei era nella fede. E ogni tanto, soprattutto in questi momenti, in questi periodi, sto dicendo, Signore, grazie, perché nonostante tutto, tu non hai mai permesso che la casa, la famiglia, potesse crollare. Se penso alle vicissitudini vissute in famiglia, lo sapete, mio padre ci ha abbandonati, pur avendo creduto nella fede, ci ha abbandonati, ha lasciato la sua famiglia. Io avevo 4 anni, mia sorella 8, si è sviato, è andato a farsi altre famiglie, altre donne, così. Però quello che è importante, e che è stato importante per me, per la mia vita, credo anche nella vita di mia sorella, è comunque mia mamma ha continuato a costruire. E ha scelto bene dove costruire. Ha costruito sulla roccia. Perché tutto quello che abbiamo vissuto poteva portare a chiunque a dubitare della grazia di Dio, dell'amore del Signore. Ma quando si costruisce bene, l'edificazione viene fortificata. E allora, come dice Gesù e racconta questa similitudine, è venuta la tempesta, è venuta la fiumata, però quello che ha costruito, l'uomo ha veduto che ha costruito sulla roccia, la propria casa è rimasta in piedi. Ora sta a noi come costruire e su dove costruire. Noi stiamo costruendo sulla roccia. E la roccia è Cristo Gesù. Amen. Sulla sua parola, sul suo insegnamento, sulle sue promesse. Qualunque cosa possa accadere nella propria vita, nella nostra vita, noi possiamo ricordarci le promesse del Signore. Io sono con te. Io non vi lascerò orfani. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Ecco, ricordarsi di queste promesse nei momenti di tempesta è fondamentale. Ma questi ricordi, come dire, vengono a galla solo se si è costruito bene. Amen. Sulla roccia. Ecco perché non possiamo trascurare l'insegnamento della parola del Signore. Amen. Gesù non solo faceva miracoli, ma insegnava, parlava. E quel suo parlare ha suscitato questo pensiero tra le persone che lo ascoltavano. Ma come fa questo ad insegnare queste cose? Si stupiva. La gente si stupiva dell'insegnamento di Gesù. Perché fino a quel momento avevano ascoltato farisei e scribi, non la parola vivente. Ma quando è venuto Gesù, l'autorità della parola, l'autorevolezza della parola si è fatta sentire nei cuori delle persone. Amen. Gesù insegnava come uno che ha autorità. E ancora oggi noi riconosciamo l'autorità della parola di Dio. Ed ecco perché è al centro del nostro culto. Ed ecco perché lo insegniamo in famiglia, il Vangelo, la parola. Amen. Non trascuriamo l'insegnamento della parola di Dio, perché con l'insegnamento della parola di Dio iniziamo a costruire. Costruiamo quella fede che solo Gesù può far crescere. Noi possiamo immettere il seme
seminare, ma il seme è la parola di Dio. Perciò, come genitori, preghiamo per i nostri figli convertiti, è vero? E a volte ci sentiamo smarriti e impauriti perché questo mondo va alla rovina e noi sappiamo in chi abbiamo creduto e sappiamo che Gesù è la nostra salvezza, vero? Ci dà vita eterna. Siamo certi della nostra salvezza, ma vorremmo anche che i nostri figli si salvassero, trovassero salvezza in Cristo Gesù il Signore. E se da un lato umano possiamo smarrirci, a volte subentra anche la paura, dall'altro c'è la fede che ci sostiene, vero? Quella fede che comunque ci ricorda che in qualche modo abbiamo comunque immesso del seme nel cuore dei nostri figli, che in qualche modo hanno comunque toccato con mano ciò che è il servizio a Dio. E quindi vogliamo essere fiduciosi di Cristo Gesù il nostro Signore. Amen. Alleluia. L'altro passo che abbiamo letto, altrettanto famoso, non è una parabola, è un fatto realmente accaduto. Gesù si trova in barca con i discepoli e per quanto pescatori e esperti di stare in acqua, in mare, in imbarcazione, questo episodio, questa avventura che hanno vissuto, questa tempesta, li ha spaventati. Questo ci fa capire anche che quanto forti noi possiamo sentirci. A volte le cose della vita e le incertezze sono molto più forti di noi. E se non possiamo riposare nel Signore e avere completa fiducia nel Signore Gesù, noi soccombiamo. La tempesta fu grande, Gesù dormiva. Signore, fa qualcosa, svegliati. Speriamo. Salvaci, siamo perduti. Gesù si sveglia e gli pone questa domanda: perché avete paura, o gente di poca fede? Si alza e sgrida la tempesta. Subito la tempesta cambia. Arriva il sereno. Gloria a Dio. Come affrontare le tempeste della vita? Da soli non lo possiamo fare. Ma se nella barca c'è con noi Gesù, possiamo rimanere sereni. Siete d'accordo? Amen. Alleluia. Quindi due cose fondamentali: costruire bene per edificare qualcosa di forte di fronte agli attacchi, ed essere sicuri della presenza del Signore nella nostra vita. E allora potrebbero accadere tutte le tempeste che il nemico vuole scagliare. Noi rimarremo fermi, sempre in piedi. Amen. Alleluia. E diremo di fronte alle avversità: io so in chi ho creduto. Io so che Gesù è fedele. Io aspetterò e aspetterò con pazienza. Pregherò il mio Dio e Lui mi salverà. Alleluia. E allora i credenti che hanno costruito bene e che sono certi della presenza di Gesù nella propria vita sono credenti, possiamo dire, invincibili. Ma è una parola grossa. No, Gesù è invincibile. E se Gesù è nella mia vita, io sono invincibile. E allora supereremo ogni difficoltà, la malattia, supereremo le difficoltà economiche, perché la nostra speranza non è nelle cose umane. La nostra fiducia, la nostra speranza
è su Cristo Gesù. Alleluia, Gesù. Si sbaglia, dicevo a qualcuno, ai miei figli, si sbaglia quando si dà il cuore completamente a qualcuno. Non vuol dire non amare. Il cuore dobbiamo darlo completamente a Gesù. Amen. Questo è importante. Poi se tu hai il tuo cuore, lo dai a Gesù, Lui ti farà amare. E amerai anche gli altri nel giusto modo. I figli come figli, il marito come marito, la moglie come moglie, ognuno avrà il suo posto giusto. Alleluia. Ma il posto migliore ce l'avrà Gesù Amen. nella tua vita, Amen. il primo posto. E allora vedrai che tutta la tua esistenza sarà un'esistenza fondata sulla parola di Dio, sull'insegnamento di Cristo, sulla dimostrazione dell'amore di Dio per la tua vita, perché Egli con il suo Santo Spirito ti ricorderà che tu sei prezioso per i Suoi occhi, proprio nei momenti più difficili. Lo Spirito Santo ti parlerà. Amen. Amen. E l'autorità che ha Gesù l'avrai anche tu per sgridare il nemico. Amen. Nel nome di Gesù vai via dalla mia casa. Amen. Amen. Nel nome di Gesù non c'è posto per te. Vai altrove. Questa casa è fondata sulla roccia. La mia vita è fondata sulla roccia. Ho Gesù nel mio cuore. Amen. Amen. Oh, non importa quello che farai. Potrai pensare e architettare tutto quello che vorrai. Il mio Signore verrà ad aiutarmi. Alleluia. Amen. Amen. E ti dico una cosa, con queste convinzioni, con questa certezza di fede, il diavolo non potrà fare nulla. Amen. Rimarrà deluso, confuso e fuggirà via. Amen. Perché? Perché ha trovato occupato. Il mio cuore è occupato, è già pieno, non c'è posto per te. Ma guarda, ti presento, guarda che bello, il peccato, cose che attraggono, vero? Io dico non le guardare neanche, distogli il tuo sguardo. Continua, ricordati dove stai costruendo, Amen. in chi hai creduto. Amen. Amen. E ricordati che nella tua vita non sarai mai solo, ma c'è Gesù, anche se sembra che dorme. Lui non dorme e non sonnecchia. Non è come un uomo che ha bisogno di riposarsi. In quel momento era uomo, anche uomo. Oltre a Dio era anche uomo. E sicuramente forse era stanco, camminava a piedi, andava, e in quel momento si riposava, ma non doveva lì che in quel luogo, in quel momento morire. Non poteva morire in barca Gesù. Il suo posto era alla croce. E lui lo sapeva bene. Per questo era tranquillo. E i discepoli dovevano sapere bene che il posto dove doveva rendere la sua vita Gesù era la croce. Amen. Alleluia, ecco perché ancora non avevano capito, compreso bene, ma chi è quest'uomo? E sgrida la tempesta e viene la pace, la serenità. Chi è costui? Che la pioggia, il cielo gli ubbidiscono. Alleluia. Chi è Gesù? Chi è Gesù? Come rispondiamo? Lui è Dio. Amen. Lui può fare ogni cosa. Perciò la mia vita è nelle sue mani. E io ti invito in questa mattina, se ancora non l'hai fatto, a riporre tutta la tua fiducia nel Signore. Amen. Amen. Non guardare le tempeste perché ci sono e ci saranno. Ma nel tuo cuore deve esserci il posto per la persona più importante che determinerà la tua sicurezza e la tua vittoria. Il suo nome è Gesù. Alleluia, allora tutto cambia. Costruiamo bene. Costruiamo tutta la nostra esistenza nella parola vera, sincera di Dio. Nella parola che sa guarire i cuori affranti. Nella parola che crea
creatrice. Amen, nel Logos, la parola vivente che produce vita. Amen. Amen. Alleluia. A Dio sia la lode e la gloria. Vogliamo alzarci in piedi.